La fiera di San Michele ha oltre 2 secoli di storia. A Casarza Ligure si ha memoria anche di una versione antecedente più ristretta, ma nella veste attuale la prima edizione risale al 1808. Nata come occasione di scambio di bestiame, oggi, oltre alle merci tipiche della fiera, ospita i prodotti locali, le aziende agricole ed agrituristiche del territorio, ma anche quelle piccole, grandi realtà capaci di dare il proprio contributo al bene di tutti, con creatività e senso di comunità. C'è il gruppo Alpini con i suoi 45 soci, sempre in prima linea nelle emergenze con i volontari di protezione civile, impegnato a cuocere caldarroste per raccogliere fondi per le zone terremotate. C'è da fare dei centri polifunzionali, una palestra e aggiustare un tetto di una scuola. Quindi fondi che andranno proprio a dei progetti mirati. All'ANA, proprio all'ANA, sì. Sono progetti mirati che li facciamo noi poi, anche come manodopera, diciamo. Poi c'è Cardini Critical Wine, che ha di recente raccolto fondi per regalare i banchi alla scuola elementare. C'è la scuola di musica intitolata alla memoria di Luigi De Pietri, che per 20 anni è stato preside a Casarza Ligure e ha trasformato l'istituto comprensivo in una scuola di indirizzo musicale. Da 2 anni la scuola garantisce anche nel post licenza media la possibilità di studiare uno strumento musicale grazie alla collaborazione con il Laboratorio del Sorriso. Abbiamo 2 corsi di pianoforte, un corso di chitarra classica, chitarra jazz, chitarra elettrica, flauto traverso, clarinetto, sassofono, percussioni e un corso di propedeutica musicale per i bambini più piccoli. C'è il gruppo Sferruzziamo Insieme, nato su Facebook da 3 amiche che si incontra ogni giovedì e lavora a sostegno degli anziani bisognosi in collaborazione con il Granello di Sale. Noi lavoriamo all'uncinetto, lavoriamo a maglia, facciamo decoupage, facciamo ricamo, tutti i lavori manuali. Raccogliamo fondi per la Croce Verde, abbiamo già istituito un fondo per il trasporto per gli anziani bisognosi che spesso e volentieri non riescono ad arrivare a fine mese, spesso e volentieri devono rinunciare anche a curarsi. E quindi con questo fondo gli andiamo incontro, a volte gli fanno lo sconto e a volte addirittura li portano gratis.